Friuli è, come lo definì Ippolito Nievo, un piccolo compendio dell'universo, alpestre, piano e lagunoso in 60 miglia, da tramontana a mezzodì. Questa non è una delle solite nostre escursioni in montagna, ma un breve viaggio nel territorio in cui Paolo ed io viviamo. Un ambiente che ci riserva delle piacevoli sorprese. Una di queste la troviamo a Cornino e la scoperta di un'attività artigianale quasi ormai scomparsa. La produzione di cesti, gerle ed altri piccoli oggetti fabbricati con vimini e altri materiali poveri raccolti ai margini del bosco o lungo i fossi umidi. Lungo il tagliamento, il grande fiume come lo definiva Pasolini, il materiale boschivo per produrre questi manufatti abbonda. Questi sono solo alcuni esempi. È proprio in una borgata lungo le sue sponde che incontriamo Leonardo, conosciuto per i più come Albin. Paolo ed io andiamo a trovarlo nel suo laboratorio. Ci accoglie con grande disponibilità ed è davvero piacevole ascoltarlo mentre ci racconta la storia della sua lunga vita. Lo metto dentro lì con la mano, tengo accompagnato così e tiro, poi giro e tiro dall'altra parte. Nonostante abbia superato i 90 anni, continua con ingegno e passione a produrre le sue opere in un piccolo ambiente adibito a laboratorio. Lo accompagnano una radiolina che ascolta a tutto volume e il suo cagnetto, mentre d'inverno si aggiunge il crepitio del fuoco di una piccola stufa. Gli attrezzi che utilizza sono antichi e ridotti al minimo. Le essenze del legno, a seconda delle loro caratteristiche, danno colore ai suoi prodotti. Qui è circondato dal materiale che raccoglie e prepara nella stagione giusta. Ed ecco i vimini dal colore chiaro, i manici dei cesti messi in forma e pronti poi per essere utilizzati. Le gerle richiedono più impegno e sono un vero capolavoro. Leonardo trascorre la sua vita in un ambiente ancora a misura d'uomo, ricco di storie e di tradizioni, immerso nella bellezza del paesaggio ed in una natura quasi incontaminata. Ecco alcuni scorci che ben rappresentano i luoghi in cui vive il nostro protagonista. Una buona parte del tempo impiegato per avere un prodotto finito è dedicato alla preparazione del materiale costruttivo.
Le fibre del legno per produrre le gerle vengono sapientemente prodotte con un'abilità semplice e sorprendente. Un semplice banchetto a morsa più che centenario, ereditato da un suo progenitore, ed il coltello a petto, in friulano chiamato anche cegelet, completano il prodotto. Come si può vedere, i tempi per produrre ogni fibra di legno sono estremamente lunghi. E ce ne vogliono tante per produrre una gerla. Albin dice che di tempo ne ha tanto e, mentre il fiume vicino continua a scorrere, lui continua a produrre i suoi manufatti. Certamente i cesti sono un prodotto che va per la maggiore. Ed eccolo in compagnia della sua radiolina che ne sta producendo uno dei tanti. Nel frattempo le anatre si rincorrono nel laghetto vicino a casa sua. Ecco alcune prove per nuovi modelli. Le tipologie dei cesti sono molteplici, da rotondi ad ovali, come questo che sta costruendo in questo momento. Attualmente quest'ultimo tipo incontra maggiori richieste perché a parità di capienza occupa meno spazio. Come si può vedere, nonostante la sua bella età, lavora senza occhiali. Ecco un'altra utile realizzazione. Albin non si limita a lavorare il legno. Qui emerge la sua maestria anche nella lavorazione della pietra. Grazie di averci scelto e seguirci sul nostro canale. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella. Ecco un'altra sua realizzazione. Una fioriera di cemento perfettamente somigliante ad una betulla. Anche questo tavolo in castagno è un suo manufatto. Ecco ancora altri piccoli oggetti che Albin realizza a tempo perso. A volte, quando capita di camminare lungo il grande fiume, non manchiamo di fermarci da Albin per ringraziarlo dell'opportunità che ci ha dato alla realizzazione di questo video. La riserva naturale del laghetto di Cornino è una splendida cornice per chiudere queste riprese. Arrivederci al prossimo video che sarà sicuramente con lo zaino in spalla.